Abbiamo vinto la medaglia d'oro al SIAL di Parigi, che è uno dei più importanti saloni di esposizione europei e anche mondiali, su un'innovazione che abbiamo fatto qui in azienda. Sono degli gnocchi con un'alta percentuale di verdura e che non hanno glutine e non hanno uova quindi sono, diciamo, con la nostra ricerca e sviluppo siamo riusciti e la tecnologia che abbiamo all'interno di questo stabilimento siamo riusciti ad ottenere un prodotto che va incontro ai tempi, cioè la gente adesso vuole mangiare più verdura, e l'abbiamo vinto nella categoria surgelati vegetali, quindi diciamo è un premio per noi abbastanza importante, ecco, di soddisfazione. Allora, la tecnologia è molto importante per un semplice motivo: per far stare insieme il 70% di verdure e senza nessun altro collante. Una volta si usava le uova o la farina, eccetera. Bisogna, con questo sempre in maniera naturale, perché noi all'interno della nostra azienda usiamo tutti ingredienti extravergine di oliva, grana padano marchiato, tutti ingredienti, non usiamo aromi artificiali, e quindi arrivare a questo risultato nella nostra filosofia è una cosa che c'è bisogno sia di una ricettazione molto buona e anche di una tecnologia, perché poi bisogna riprodurlo bene in quantità. Esportiamo l'80% del nostro fatturato, il nostro primo mercato è Stati Uniti, e quindi siamo in linea con quello che oggi, diciamo, richiede la nostra Italia, cioè esportiamo il PIL. Abbiamo uno stabilimento di 13.000 metri quadri coperti che abbiamo appena finito e ha degli standard altissimi. Abbiamo 500 kW di fotovoltaico, abbiamo un risparmio energetico altissimo perché la coibentazione è quasi 2 volte gli standard europei, e quindi diciamo che ci siamo, dopo 30 erotti anni di lavoro, abbiamo costruito questo impianto che ci sta dando soddisfazioni con i volumi e con la qualità, e quindi il nostro obiettivo è quello di aumentare ancora di più la nostra quota verso i mercati esteri, verso i grandi clienti. Cioè noi dobbiamo diventare quelli che sviluppano cose innovative e interessanti per i grossi player mondiali. Noi stavamo lavorando su degli gnocchi di verdura per ampliare la gamma già di alcuni prodotti sempre a base di vegetali, e abbiamo pensato sempre tutti insieme cosa potremmo fare, come potremmo ampliare la gamma di questi gnocchi, visto che uno gnocco in particolare ci stava dando molta soddisfazione, e allora abbiamo provato con tutte le verdure a disposizione vedere come reagivano a gnocco, diciamo. Poi una sera con un amico farmacista mi fa: ma perché non ci metti dentro anche il superfood che daresti e allora abbiamo cominciato a incrociare la sua esperienza con la nostra e vedere quale verdura poteva stare bene con superfood. Infatti qua abbiamo fatto degli incroci di bilanciamento, un po' di ricettazione, ma anche di sapore, soprattutto perché tante volte magari metti dentro un ingrediente e ti fa saltare il banco e non è più buono, invece comunque deve essere buono e caratterizzato. Stiamo parlando del Made in Italy, quindi il Made in Italy ha un grande appeal sui mercati esteri. Questo riconoscimento che abbiamo avuto al SIAL è estremamente importante perché ci darà la possibilità di avere visibilità sui mercati esteri.